Siamo con Matteo Ciccioriccio al termine di una importantissima vittoria, non soltanto perché appunto arrivate in finale contro la Pisana, ma perché ci arrivate avendo dato anche un gran segnale. Stasera avete battuto una squadra organizzata e con la Pisana a bordo campo che guardava è un bel pass per dire non veniamo con intenzioni poco bellicose. Ma certo, a questo punto comunque era ovvio che avremmo incontrato grandi squadre, perché stiamo parlando delle fasi finali, come volevamo passare il turno noi, lo stesso loro. Sicuramente la compattezza nella nostra metà campo oggi credo abbia fatto la differenza e ogni volta siamo riusciti a fargli male quando attaccavamo e questo era l'importante. Avete letto all'inizio del primo tempo quando loro hanno avuto comunque un paio di occasioni, poi avete chiuso la prima frazione avanti 3-0, nel secondo tempo avete controllato una partita quasi perfetta. Sì, diciamo che noi abbiamo fatto la gara che volevamo fare perché sapevamo che loro avevano delle buonissime individualità, ripeto, la classifica parla chiaro, siamo le prime tre che si giocano la promozione, di conseguenza siamo stati bravi perché possiamo dire di essere stati anche umili e compatti. Ora l'ultima come domanda è anche l'ultima partita per quanto riguarda questa fase della 2, appunto la Pisana, una squadra che comunque ha vinto il campionato, che conoscete bene. Cosa ti aspetti dalla prossima partita? Quali sono gli aspetti dove potete fare loro male e quali invece dovete magari temere da parte loro? Noi più che temere dobbiamo avere rispetto perché sicuramente tutto quello che hanno fatto se lo sono guadagnato, hanno dato un bello stacco nella regular season, quindi sicuramente avremmo di fronte una squadra molto forte da affrontare. Però io penso che comunque in una partita secca, quando due squadre comunque sono entrambe brave, sia sempre una tripla e noi proveremo a portare i fattori, compresa la fortuna anche della nostra.